La carenza di lavoratori e il crescente gap tra domanda e offerta di lavoro stanno provocando un vero e proprio boom di dimissioni in Veneto. Secondo l'analisi condotta dalla CGA di Mestre, questo fenomeno, già presente da almeno un decennio, ha subito un'accelerazione significativa a causa della pandemia da Covid. I dati raccolti sottolineano un aumento significativo delle dimissioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella regione Veneto. Nel 2022 le dimissioni hanno superato quota 126.000 con un aumento del 34,7% rispetto al 2019. È interessante notare che il tasso di ricollocamento entro 7 giorni dalla presentazione delle dimissioni è salito al 56%, evidenziando una chiara tendenza dei lavoratori a cercare nuove opportunità professionali. Le motivazioni alla base di questa tendenza sono molteplici. Molte persone hanno deciso di cambiare lavoro dopo aver ricevuto offerte retributive più vantaggiose e aver trovato un ambiente lavorativo meno stressante rispetto al precedente. Questo fenomeno è particolarmente evidente tra i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 54 anni, che rappresentano il 63% delle dimissioni nel 2022. Gli imprenditori, per evitare la fuga, stanno fidelizzando i propri collaboratori, migliorando la qualità e il benessere aziendale. Come? Aumentando gli stipendi, erogando benefit, favorendo le opportunità di carriera e la conciliazione tra lavoro e tempo libero. Questo è molto importante perché tutto ciò sta migliorando il clima aziendale di moltissime realtà, con effetti molto positivi anche sul fronte della produttività. Prova ne sia che in Italia solo la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano presentano una qualità del lavoro superiore alla nostra. I settori economici più colpiti da questo aumento di dimissioni includono il metalmeccanico, il commercio al dettaglio, il terziario avanzato, la sanità e in misura minore la pubblica amministrazione.